Sofia, la mucca musicista di Geoffroy de Pennart, edizione Baba Libri. Sofia vive in campagna, ama molto la musica, adora cantare e diverte la sua famiglia e tutti i suoi amici con i suoi piccoli concerti. Un giorno viene organizzato un grande concorso musicale. Tutte le orchestre del paese sono invitate a partecipare. Ho voglia di tentare la fortuna, dichiara Sofia ai suoi amici. Forse riuscirei a farmi assumere da un'orchestra. Vuoi andare nella grande città? Dice sua madre inquieta. Vuoi lasciarci? Esclama suo padre. E i nostri concerti della sera? Si rattristano i suoi amici. Sentite, dice Giorgio, il vecchio cavallo, siamo tutti un po' preoccupati, ma Sofia ha ragione, deve provare perché ha talento e riuscirà. Giorgio li ha convinti. La mattina della partenza tutti accompagnano Sofia alla stazione. E finalmente la grande città. Sofia compera un giornale ed una pianta della città, si siede in un caffè e consulta i piccoli annunci. Sono molte le orchestre che cercano dei musicisti. Guarda questo qui, la grande orchestra del sorriso scintillante. È qui vicino. Che nome strano. Proviamo. Viene per il posto. Per principio non assumiamo erbivori, ma entri. Sofia scappa a gambe levate. Mamma mia, devo stare più attenta ai nomi delle orchestre, si dice. Gli erbivori melomani. Io sono erbivora, proviamo. Viene per il posto. Ci dispiace, cara, ma lei non è abbastanza pesante. Che cosa c'entra il peso con la musica? Esclama Sofia. Vediamo. Reale armonia dei ruminanti. Io sono un ruminante. Proviamo. Oh, viene per il posto, ma ci dispiace, cara. Temo che lei non sia alla nostra altezza. No. Che cosa c'entra mai l'altezza con la musica? Si chiede Sofia indignata. Vediamo qui. Circolo musicale, corni e corna. Io ce le ho le corna. Proviamo. Viene per il posto. Oh, ci dispiace, cara, ma ci sono corna e corna. Che cosa c'entrano le corna con la musica? Si arrabbia Sofia. Vediamo. Gruppo orchestrale bovino. Io sono un bovino. Proviamo. Beh, qui le mucche marroni noi non le vogliamo. Fuori! Aus, via! Che cosa c'entra il colore con la musica? Sofia va su tutte le furie. Allora, i bovidi musicisti. Io sono un bovide. Proviamo. Oh, buongiorno. Viene però il posto? Mi dispiace, cara. Temo che lei non sia abbastanza elegante per la nostra orchestra. Oh, no. Che banda di elegantoni, tuona Sofia. Cosa c'entra l'eleganza con la musica? Riprende in mano il giornale e... Ah, la grande orchestra delle mucche pazze. Sono una mucca? Sono pazza di rabbia? Proviamo. Ehi, viene per il posto! Ehi, entri! Più pazzi siamo! E più si ride! Scusate, credo di aver sbagliato indirizzo, maledetta Sofia. Sofia è scoraggiata. Reale orchestra canina.
I mici che fanno le fusa, non vale neppure la pena di provare. Non mi resta che tornare a casa. Tutta triste, si siede al caffè della stazione. Che cosa, signorina? Sembra ci sia qualcosa che non va, le chiede preoccupato il cameriere. Sofia gli racconta le sue peripezie. Oh, non mi meraviglia, cara signorina. Tutte quelle orchestre non valgono nulla. Non amano veramente la musica. Anch'io sono musicista. Ho conosciuto questi problemi. Il mio pelo non era abbastanza lungo o abbastanza corto. Avevo le orecchie troppo pendenti, il muso troppo a punta. Non avevo la taglia giusta, il colore giusto. Non ero della razza giusta. Allora, perché non formiamo un'orchestra insieme? Assumeremo solo musicisti di vero talento. Io mi presento. Mi chiamo Sofia. Affare fatto, signorina. Io sono Douglas. Non mi chiami più signorina, signor Douglas, e sarà perfetto. Sofia e Douglas hanno pubblicato un annuncio sul giornale e i candidati arrivano numerosi. Tutti e due li ascoltano con calma e con molta attenzione e alla fine assumono 4 eccellenti musicisti. Sofia ha battezzato il suo gruppo gli Amici della Musica e naturalmente hanno vinto il concorso.